Pineta e il Forte di Santa Viola, due perle custodite in Val Pantena di cui abbiamo parlato spesso e volentieri. Proprio in queste settimane il comune di Grezzana sembra aver sbloccato la questione relativa al quarto stralcio dei lavori per il completamento della ristrutturazione del forte, che negli ultimi anni ha dato fiato anche ad alcune polemiche. Le telecamere di Pantheon TV sono entrate all'interno della pineta di Santa Viola per mostrarvi la bellezza di questi luoghi e l'importanza del completamento della valorizzazione. Ci troviamo nella pineta di Santa Viola. Il forte, alle nostre spalle, come potete vedere, presenta di nuovo segni di vandalismo. Ma proviamo ad avvicinarci per vedere meglio più da vicino le condizioni in cui versa. Nel 2005 sono cominciati i lavori di restauro, mentre nel 2008 è stato portato a termine il secondo dei 3 stralci di restauro previsti. Nel 2009 anche l'Università di Verona realizzò uno studio coordinato dal professor Tosetto per ricercare una destinazione d'uso di questo sito. Destinazione d'uso senza la quale non è possibile completare il quarto stralcio. Nel progetto era previsto anche questo camminamento, che doveva portare i turisti fino sul tetto del forte. Ma i segni dell'incuria e del tempo sono ben visibili e le erbacce crescono un po' dappertutto. Il panorama alle nostre spalle è davvero mozzafiato e l'augurio è che venga al più presto ripreso il lavoro sul progetto. Vi ricordiamo comunque che il forte non è visitabile e abbiamo realizzato queste immagini grazie alla concessione del comune di Grezzana. Vale comunque la pena salire a Santa Viola, sia per il panorama, sia per la natura che circonda la pineta.